Telespettatori di Gold 78, ben ritrovati anche per questa domenica per la nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, ottava stagione. Siamo come al solito in diretta tutte le domeniche a partire dalle 18:30 sino alle 20, perché poi dopo come al solito alle 20 daremo linea al nostro consueto spazio dei campioni di penalty. Tra l'altro questa settimana ci sarà una puntata interessantissima perché racconteremo le gesta di Ruud Gullit. Poi voglio anche come al solito ricordare che questa puntata di penalty la potrete vedere anche in diretta Facebook nella pagina Tortorici Ettore e la potrete anche rivedere in replica lunedì a partire dalle 23:30 come al solito sempre sul canale 78 di Gold 78. Voglio salutare anche gli amici della Costa Ionica di Persona TV, canale 114, che potranno seguire questa puntata di penalty il martedì sera a partire dalle 20:30. Puntata numero 9, siamo rientrati dopo le mega feste di Natale e Capodanno. In qualche campo non si è giocato perché tutti sanno che insomma questi ultimi giorni in Sicilia sono stati particolarmente freddi e nevosi, quindi molte partite sono state rinviate. Ma adesso do subito spazio ai nostri due ospiti che ci terranno compagnia in questa nuova puntata di penalty. Iniziamo con il direttore sportivo del Giarre Calcio, Emanuele Merola. Ciao. Salve. Ben trovato. Grazie per l'invito. Ben trovato a Emanuele Merola e salutiamo anche l'allenatore del Villaggio Sant'Agata, Andrea Ragonesi. Ciao Andrea, ben trovato anche a te. Salve, grazie. Siete tutti e due contenti perché entrambi avete vinto, no? Sì, cioè non vi potete male. lamentare, quindi è una cosa positiva Sì. questa. Bene, bene, bene. Stato bene. Allora, come al solito spazieremo dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. Come ho anticipato, molte partite non si sono disputate, ma le più importanti sì, e allora quindi sicuramente avremo parecchi sconvolgimenti anche per quanto riguarda le prime posizioni, con qualche sconfitta anche un po' inaspettata. Partiamo subito con i risultati e la classifica naturalmente del campionato di Serie D. Parliamo del girone I, eccoli qui i risultati. Igea Virtus Gela 0-0, Bari batte Messina 2-0, Locri Nocerina 2-2, Palmese batte Città di Messina 1-0, Portici batte Castrovillari 3-1, Turris batte Roccella 5-0, Marsala Rotonda 2-0, pareggio tra Cittanovese e San Cataldese 1-1 ed è stata rinviata proprio per impraticabilità del campo a Ciriale Troina. Diamo adesso lo sguardo alla classifica dove continua a comandare assolutamente il Bari con 46 punti, 37 per la Turris, tra l'altro con 2 punti di penalizzazione, 30 punti per il Marsala, 27 per il Castrovillari, con 25 punti Cittanovese, Gela, Nocerina e Palmese. Poi a seguire abbiamo il Portici con 24 punti, con 22 Troina, Locri, Città di Messina, San Cataldese, Città di Aciriale, con 21 punti il Roccella, 17 per il Messina, 14 per l'Igea Virtus ed infine Rotonda con 10 punti. Come avete potuto ben vedere ormai la classifica sembra abbastanza delineata per quanto riguarda questo girone del campionato di prima categoria. Guardiamo il prossimo turno, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 13 gennaio, questi gli incontri: Nocerina Ciriale, San Cataldese Bari, Palmese Castrovillari, Gela Città di Messina, Rotonda Cittanovese, Messina Igea Virtus, Portici Locri, Roccella Marsala ed infine Messina Turris. Allora, iniziamo un po' a chiacchierare con i nostri ospiti perché dobbiamo anche un po' capire fino a che punto questo mega percorso del Bari potrà portare la squadra pugliese direttamente a questo punto in Lega Pro. Voglio sentire anche il parere di Merola. Che ne pensi di questo Bari che effettivamente ha già fatto il vuoto alle sue spalle? Ma si sapeva che dall'inizio che il Bari era di un'altra categoria, già il presidente dice tutto, che De Laurentiis è normale che con la squadra che hanno faranno il voto. Ma non pensi che questa situazione possa anche un po' destabilizzare un po' anche il percorso delle altre squadre? Cioè il fatto che poi alla fine questo primo posto sembra già assicurato per la squadra pugliese, nessuna speranza, perché poi sui ripescaggi, come tu ben sai, No, insomma bisogna fare un percorso in troppo Serie lungo D, e tortuoso. Sì. Secondo me dall'inizio che lo dico che in Serie D è un po' falsato quest'anno perché il Bari non c'entra niente con quella categoria e le altre squadre secondo me
non c'è niente da fare, la domenica giocano solo per altre posizioni o per far crescere i ragazzi Chi ti ha giovani. deluso in questo girone del campionato interregionale? Un po' il Troina, la Ciriale? Che ne pensi? No, la Ciriale comunque la Ciriale è di giovani, io sono affezionato alla Lo Ciriale sappiamo. perché ho fatto 2 anni e sono affezionato ai tifosi e la società. Un po' a me il Messina, oltre il Troina, il Messina perché ha una struttura importante sia come città e come Blasone società. fondamentale tra l'altro per Sì, queste categorie, sì, no? sì, come blasone sì, e anche con la squadra che non è male, però purtroppo questo campionato, ripeto, è un po' falsato. Adesso vedremo poi cosa succederà chiaramente con insomma, la bagarre dei ripescaggi, perché è troppo tortuoso il percorso per le squadre che non arrivano a vincerlo questo campionato, Sì. perché poi dopo il ripescaggio dà una classifica Una potenzialmente graduatoria, senza graduatoria. giocare più di Sì, tanto. sì. Sì, oltre a poi vince i playoff, poi entri in una graduatoria dove poi debbono fallire delle squadre, non si debbono scrivere squadre di Lega Pro. Insomma, un po' strana questa cosa. Strana, sì, un po' strana. Senti Andrea, invece parlando del Bari, chiaramente sottolineiamo che l'organizzazione societaria certamente è stratosferica per la Serie D, mentre io sottolineerei comunque per esempio il percorso del Marsala che in questo momento è al terzo posto con 30 punti. Certo non sono tantissimi, però è la dimostrazione che comunque in questo momento è la squadra più interessante nel panorama delle squadre siciliane, perché non è venuto fuori il Città di Messina, né tantomeno la Ciriale, né tantomeno il Troina, la San Cataldese, è venuto fuori questo Marsala che all'inizio di stagione insomma qualche problema ce l'aveva, invece poi alla fine ha messo tutto tranquillo e adesso si gode questo terzo posto. Dove può arrivare secondo te il Marsala? Se continua diciamo, con questo spirito di sacrificio, di gruppo, alla fine tutto il lavoro ben fatto viene ricambiato, perché è così, se uno dà i grandi sacrifici prende le giuste soddisfazioni. Quindi sei ottimista nel proseguo del campionato del Marsala? Potrebbe veramente rappresentare la squadra diciamo, più forte per quanto riguarda tra le siciliane? Sì, per come stanno andando le cose, visto e considerato che il Troina, la Cereale, il Messina diciamo, non stanno confermando la posizione in classifica diciamo, che meritano a livello di blasone, ma questo Marsala se continua con, ripeto, con lo spirito giusto potrebbe essere un po' la sorpresa. Benissimo, vedremo cosa succederà perché siamo soltanto alla prima giornata di ritorno, pertanto vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Il campionato è talmente lungo, non tanto per il primo posto, ma anche appunto per la graduatoria che ne dovrebbe venire fuori in prospettiva playoff. Parliamo adesso del campionato di eccellenza, lo facciamo subito come al solito con i risultati del girone A di questo campionato di eccellenza. Come potete ben vedere dalla schermata abbiamo addirittura 3 partite rinviate, questi risultati per quanto riguarda questa prima giornata di ritorno: Castellammare batte Marsala 2-0, Castelbuono Città di Sant'Agata rinviata, 2-0 per la Dattilo Noir con il Cus Palermo, rinviata anche Nuova Caccomo Geraci, vittoria delicata contro l'Alba Alcomo per 1-0, così come il Pro Favara che batte il Mazzara sempre 1-0, stesso discorso per il Canicattì nei confronti del Mussomeli per 1-0. Ed infine Tinica Audace Parmonval che è stata rinviata, anche questa partita soprattutto nella zona del Palermitano sono state appunto notevolissime le partite che sono state rinviate. Dopo questo tabellino dei risultati guardiamo la classifica che come al solito vede sempre ai primi posti le squadre di Licata e Canicattì. Licata in testa adesso con 40 punti così come praticamente prima delle feste di Natale, Canicattì con 39, 31 per il Città di Sant'Agata, 29 per il Dattilo Noir, 27 Parmonval, 26 Mazzara, 23 Geraci, 22 per Castellammare, 21 per Alba Alcamo, 18 per Mussomeli e Pro Favara, 17 Marsala, 15 Palermo, Cus Palermo per essere più esatti, 10 punti per il Partinica Audace, 8 per la Nuova Caccomo, chiude la classifica all'ultimo posto il Castelbuono con 2 punti. A questo punto diamo subito anche il tabellino del prossimo turno, molto interessante, si giocherà naturalmente domenica prossima, domenica 13 gennaio, Mazzara Alba Alcamo, Mussomeli Cus Palermo, Parmonval Canicattì, Dattilo Noir Nuova Caccamo, Città di Sant'Agata Partinica Audace, Licata Castelbuono,
Castellammare Pro Favara, Geraci Sport Club Marsala. Canicattì chiaramente con 2 T, e beh, lì c'è stato un piccolo errore di grafica, chiediamo scusa ai nostri telespettatori. Allora, partiamo da che cosa, Emanuele? Partiamo da questo duo Licata-Canicattì, che non ci sta più sorprendendo, perché qualità tecnica, qualità organizzativa societaria, qualità di gioco hanno portato queste due squadre in questo momento ad essere assolutamente i leader, non dico incontrastati, perché c'è anche sempre il Città di Sant'Agata, però in questo momento il loro campionato è da incorniciare. Sì, a me non c'erano dubbi. L'unico dubbio è il Sant'Agata dovrebbe essere come struttura anche societaria e come squadra dovrebbe essere anche più vicino a loro, ma il Licata e il Canicattì sono di un'altra rispetto agli altri. Secondo te potranno perderlo solo loro il campionato? Che ne pensi? Sì, ma tanto là c'è il mister Giovanni Campanella che non lascia nulla al caso. Sa già il fatto suo. E sicuramente li motiverà i giocatori perfetti per non mollare mai neanche un minuto. Però attenzione, perché sì, il Licata indubbiamente avrà tra l'altro lo scontro diretto in casa, no? Perché sì. All'andata sappiamo tutti com'è finita, vittoria del Canicattì con strascichi anche dal punto di vista generale, perché la partita è stata intensissima. Sì. Non dico con tafferugli, però insomma in campo sono stati sicuramente molto decisi entrambi. Belle. Partite di eccellenza che non si vedono da parecchio tempo, no? Sì, quando giocavi tu un po' di partite di quel genere ce n'erano. Sì. Ci sono stati alcuni anni in cui si è giocato, però non in questa maniera così intensa. Quindi diciamo il Licata sicuramente ha le carte in regola per giocarsi tutto anche nello scontro diretto, ma il Canicattì di Terranova secondo me è troppo tosto per non pensare che può farcela. Sì, il Canicattì secondo me non mollerà fino all'ultimo, perché ripeto ha una bella squadra, però secondo me il Licata, io lo auguro che il Licata, ma non perché faccio il tifo per il mister o per i giocatori. Siamo sicuri che non fai il tifo per il mister? No, io auguro facciamo Licata, tutti il tifo per il mister Campanella. No, ma il Licata è una piazza che merita almeno dalla Serie D in poi, perché Chiaro, non è giusto. È vero. Ma sai, ci sono stati anche parecchi anni in cui insomma il Licata soffriva economicamente, sì, non c'era infatti hanno trovato finalmente, non c'era nessuno che investiva. Sì, da qualche anno insomma hanno vinto anche la Coppa Italia. Sì. Sicuramente mettono dalla loro questa voglia di rientrare nel calcio che conta. Sì. Inciderà questa cosa alla fine della stagione? Secondo me sì, Licata alla lunga, secondo me a livello societario, a livello anche di piazza, ce la farà. Andrea, invece se abbiamo sottolineato la forza straordinaria di questo Licata, non possiamo, come ho detto poc'anzi, sottolineare ulteriormente che comunque questo Canicattì, anche dal punto di vista societario, può farcela per tentare il grande salto anche per lui nel campionato di Serie D, anche se poi dopo il gioco dei playoff è anche quello molto tortuoso, perché poi si va in scala nazionale per tentare di agganciare un ulteriore posto in Serie D. Come lo vedi il percorso a seguire di questo gruppo di Terranova? Ma la classifica palla chiara, alla fine sono lì sopra e si trovano lì. I ragazzi assieme al mister con un tanto sacrificio alla fine sono in una classifica che meritano. Il discorso dei playoff è un discorso molto, diciamo, in eccellenza, come dici tu, è un discorso molto duro. Molto lungo e durissimo. Duro e tosto, perché non è facile, però con l'umiltà e la determinazione giusta che stanno avendo fino ad oggi, io penso che potranno dire la sua. Quindi pensi che a questo punto due squadre di quel girone possono tentare di agganciare la Serie D, chi vincendo il campionato e chi magari proseguendo nel gioco dei playoff? Ma se continuano con questi numeri si può sperare in un proseguo positivo. Benissimo, vediamo. Noi tra l'altro facciamo il tifo per entrambe, perché non vogliamo sottolineare un tifo specifico per uno o per l'altro. Parliamo di calcio, i numeri parlano in questo momento a favore del Licata, ma abbiamo sempre sottolineato che comunque la squadra di Terranova è una squadra ben messa in campo, una squadra che insomma sa il fatto suo. Sì, ma sta facendo anche un bel calcio. Tu l'hai visto sicuramente anche giocare, Sì, no? l'ho visti e fa anche un bel calcio.
Infatti. Senza dubbio. E vedremo che cosa succederà a partire dalle prossime partite, senza neanche tralasciare il discorso Città di Sant'Agata, che adesso tra l'altro recupererà questa partita che non ha giocato. E anche sul Città di Sant'Agata io sottolineerei il fatto che hanno un grande mister Venuto, non è uno che insomma scende facilmente ad allenare in queste categorie, no? Ha allenato anche in Lega Pro, Sì, Lega Pro. pertanto il fatto che sia sceso di categoria chiaramente non diminuisce il valore dell'allenatore, ma vuol dire anche che si è messo in gioco in una realtà un po' più difficile, che è quella dell'eccellenza. Sì, il Sant'Agata è anche un'altra, infatti prima dicevo che il Sant'Agata è un po' in ritardo rispetto alle altre due, ma secondo me Potrebbe... sì, perché hanno fatto degli acquisti importanti come Natale Gatto al Milazzo, secondo me ancora non è finito. Non ancora. è detto neanche a questo punto che il duo di testa definitivamente ritenersi pronto per un eventuale ancora sono scontri diretti, ancora c'è un categoria. girone di ritorno, ci sono scontri diretti, squadre che si devono salvare, che venderanno la cara la pelle, in quel girone che io l'ho fatto Per parecchi anni. tanti anni fa col Palagonia, il girone del Palermitano e Tremanese, vendono Non cara tirano la mai pelle. dietro la gamba, No, mai. penso. Bene. Allora, riguardante proprio il girone A del campionato di eccellenza, adesso ci guardiamo il servizio sulla vittoria fuori casa a Palermo del Dattilo Noir nei confronti del CUS Palermo. Vittoria secca, 2-0. Arriva una sconfitta nel primo match del 2019 per il CUS Palermo, che cade in casa contro il Dattilo. Andiamo a vedere la sintesi con le immagini curate come sempre dalla CUS Palermo TV. Gli ospiti vanno subito in vantaggio al quinto minuto, con Gomez che non può sbagliare, sfrutta da distanza di poco ravvicinata una bella spizzicata su corner che permette alla formazione ospite di andare subito avanti e pone in salita il match del CUS, che poi protesta al 23esimo per questo intervento di Mistretta, che va a atterrare l'attaccante di Mutolo. Grandi proteste della formazione cussina, forse il fallo un pochino viene commesso da entrambi. Il direttore di gara opta per una punizione proprio in favore del Dattilo, punizione che colpisce la traversa splendida di Riccobono, un po' sfortunata la squadra cussina, poi anche con questo errore al 44esimo che spalanca le porte al raddoppio del Dattilo, questa volta con Secan. Ovviamente dal punto di vista psicologico il CUS va praticamente a riposo. Con questa mazzata non si riprenderà la formazione di Mutolo, che poi vede un gol annullato nel finale di ripresa a Pirrotta, ma nulla cambia. 0-2, adesso trasferta la prima del nuovo anno contro il Mussomeli, gara importantissima. Vittoria dunque del Dattilo Noir in un campo sempre molto difficile, quello del CUS Palermo. Anche per il Dattilo Noir, insomma, si cerca di trovare una quadra più chiara, proprio perché magari potrebbe tentare un approccio in prospettiva playoff già dalle prossime settimane. Tra l'altro un Dattilo Noir che il Licata ricorda molto bene, perché insomma la scorsa stagione ha perso i playoff proprio con una squadra che sicuramente era non favorita. Vero, però loro avevano vinto già la Coppa Italia e Licata hanno rovinato tutto nei playoff. Il calcio è proprio folle, eh? Sì, Il calcio è proprio sì. folle. Bene, passiamo adesso al girone B del campionato sempre di eccellenza. Anche qui sorprese a non finire, risultati che ci fanno capire quale può essere a questo punto il percorso, soprattutto nella zona di testa. Guardiamo il tabellino di questa prima giornata del campionato di eccellenza, girone B. Pareggio tra Città di Scordia e Atletico Cataria 1-1, vittoria invece del Biancavilla nei confronti del Camaro per 1-0, Catania e San Pio X batte Città di Rosolini 1-0, Milazzo batte Ionica 2-1, pareggio tra Terme Vigliatore e Marina di Ragusa, vittoria sonante per 6-0 del Giarre nei confronti del Realaci ed infine Palazzolo con il debuttante Sebi Catania in panchina 3-1 in un campo difficilissimo qual è appunto quello del Santa Croce. Ha riposato il Paternò perché, come tutti sanno, il Real Tirrenia ormai è fuori gioco da parecchie settimane. Classifica, una classifica che ci sorprende a metà, perché il Biancavilla, andando a vincere nel campo messinese del Camaro, a questo punto pilota da solo la classifica a partire da questa prima giornata di ritorno. 31 punti per il Biancavilla,
Biancavilla, 29 per il Marina di Ragusa con il Palazzolo, 28 punti per il Camaro, 27 per il Milazzo, 25 per il Terme Vigliatore, 24 Paternò, 21 per il Santa Croce, 20 punti per il Giarre, 19 Città di Scordia, 16 Catania San Pio X, 13 punti per l'Atletico Catania, 12 per la Ionica, 8 punti Città di Rosolini ed infine chiude la classifica il Real Aci con soli 4 punti. Classifica sicuramente molto chiara, soprattutto nella zona di testa, perché ormai abbiamo tutti capito che il Biancavilla fa sul serio e sicuramente già dalle prossime settimane capiremo ancora di più se la squadra catanese potrà ambire a vincere questo girone B del campionato di eccellenza. Vi voglio fare vedere il tabellino della prossima domenica, domenica 13 di gennaio, si giocherà Città di Rosolini Camaro, Marina di Ragusa Catania San Pio X, Biancavilla Giarre, e qui sicuramente avremo da parlarne, Real Aci Paternò, Ionica Santa Croce, Palazzolo Terme Vigliatore, Atletico Catania Milazzo ed infine il Città di Scordia che invece riposerà appunto come tutte le altre squadre. Ogni settimana una squadra riposa. Voglio subito iniziare a parlare di questo Biancavilla e lo devo fare giustamente con il direttore sportivo del Giarre. Andrete a giocare a Biancavilla settimana prossima, non sarà una partita facilissima, anzi, no. Diciamolo pure, è una partita molto molto particolare. Come preparerete il tutto e soprattutto come vedrete questo Biancavilla? Con un occhio di attenzione particolare oppure insomma alla fine sì, il Biancavilla è una sorpresa ma andrete a casa della prima in classifica, quindi dovete fare i conti anche con questa determinazione che in questo momento questa squadra biancavillese insomma sta offrendo in questo campionato. Sì, domenica andiamo a Biancavilla, è la quarta volta che incontriamo quest'anno perché abbiamo incontrato anche la doppia sfida in Coppa Italia che abbiamo passato nel turno. Il Biancavilla non è una sorpresa, come squadra ha una grande squadra con ottimi giocatori di categoria. Oggi è stato questo un grande risultato, ha dimostrato che vuole fare sul serio per vincere il campionato. Vedremo come andrà a finire perché comunque insomma andare a vincere in casa del Camaro, Camaro che insomma fino a qualche settimana fa era in testa insieme appunto anche alla squadra di Biancavilla, non è mai facile perché poi il campo del Camaro tecnicamente è un campo di qualità, nulla togliendo giustamente al Biancavilla, però le squadre che vanno a giocare possono anche trovare qualche difficoltà perché non sono abituate a quel tipo di sintetico. Sì, il campo del Camaro che è il The Spar Stadium è l'ultima generazione come campo sintetico. Noi domenica giocheremo a Biancavilla che sono le partite belle che quando fai o il direttore o un giocatore in eccellenza queste partite sono belle da vedere, da giocare, da essere protagonisti. Per noi sarà ancora un sarà una settimana particolare quella vostra? Quella di questa, ma noi questi giorni prossimi? Sì, noi la prepareremo come stiamo preparando le altre sfide. Noi ormai con l'avvento del mister Orazio Vitadella abbiamo cambiato totalmente marcia e sicuramente non sarà facile per loro incontrarci in questo momento. È vero, è vero. Caro Andrea, ma a questo punto io guardando la classifica mi rendo conto anche che comunque questo Milazzo in sordina con 27 punti in questo momento ha agganciato il progetto playoff. Milazzo che sta ritornando, sta cercando di ritornare a grandi livelli anche tra i dilettanti dopo qualche anno di debacle. Questo Milazzo può, come la messinese Camaro, tentare i playoff? Sì, perché come tu fai vedere la classifica non c'è ancora, diciamo, a parte il Biancavilla. È molto corta, ma e non abbiamo parlato neanche del Paternò, tra l'altro. Il resto delle squadre, ci sono, se non sbaglio, tante squadre a 25 punti. Sì, a 25 c'è il Terme Vigliatore, a 24 c'è il Paternò. Diciamo che ancora questa classifica può dire tanto perché, se non sbaglio, ancora c'è tutto il girone di... E questa è la prima, certo, ancora c'è tutto il girone. C'è tanto ancora da fare. La classifica è cotta, a parte Biancavilla che è lì sopra, se non sbaglio a 4 punti, il resto delle squadre se la giocano tutte quante, se la giocano tutti.
È vero, se la giocheranno proprio in tanti, su tutti chiaramente anche questo Palazzolo che addirittura è andato a vincere in un campo difficile come quello del Santa Croce. Abbiamo il servizio, lo guardiamo e poi dopo avremo modo di parlare appunto anche e soprattutto di questo Palazzolo. Guardiamo il servizio, vittoria del Palazzolo per 3-1 in casa del Santa Croce. Il Palazzolo del neotecnico Sebi Catania passa a Santa Croce, ma quello che si è visto oggi al Kennedy ha del clamoroso. Errori in successione dell'arbitro, il signor Fazio di Agrigento, che hanno condizionato la gara rendendola tutto al favore della squadra aretusea. Troppo evidenti e troppo palesi gli errori del fischietto agrigentino per essere veri. 2 gol regalati e un rigore dubbissimo a favore del Palazzolo hanno girato la palla a favore della squadra di Sebi Catania. Il Santa Croce ha lottato su ogni pallone, un Santa Croce rimaneggiato dalle assenze di Rosa e Leone, ma contro oggi le decisioni del signor Fazio e della sua terna non c'è stato nulla da fare. La saga degli errori del signor Fazio di Agrigento iniziavano al sesto con la concessione di un rigore dubbio al Palazzolo per un presunto fallo di Morales su Fichera. Sul dischetto si portava Sciacca che realizzava. Il Santa Croce non si perdeva d'animo e al 13° una punizione di Evola costringeva Ferla alla parata di pugno. Al 22° ancora il Santa Croce pericoloso, un'uscita sbagliata di Ferla consentiva a Nassi di girare a rete ma la palla sfiorava il palo. Al 32° cross di Ascia, ma pettinato di testa anticipava Ferla e la palla finiva sopra la traversa. Al 39° Cortese su un cross di Frittitta raffalliva il raddoppio. Al 43° Ascia su punizione impegnava severamente Ferla in calcio d'angolo. Sul corner successivo nasceva un rigore per il Santa Croce per un tocco di mano di un difensore palazzolese. Sul dischetto si portava Scerra, ma Ferla intercettava. Sulla ribattuta si imbastiva Fiore che ribadiva in rete. La ripresa si apriva con l'involata di Frittitta al sesto che saltava Alma, ma il pallone il suo pallonetto finiva sopra la traversa. Al 7° invece Frittitta raddoppiava in evidente posizione di fuorigioco non vista dall'assistente Anile. Tante erano le proteste, ma la decisione dell'arbitro era già presa. Al 14° l'ennesimo errore della terna arbitrale che, nonostante la bandierina alzata del signor Anile, permetteva a Cortese di ribadire la palla in rete. Certamente c'è un po' di amarezza, soprattutto insomma, nella squadra del Santa Croce, perché qualche piccolo errore effettivamente l'arbitro penso l'abbia commesso, perché quando il tuo collaboratore alza in maniera così chiara una bandierina, Emanuele, uno pensa proprio che insomma l'arbitro debba fermare il gioco. Nelle regole del calcio è questo. Certo, hai fatto il 3-1, però Sì, in quella maniera hai chiuso la partita. Sì, ho visto ora le immagini della prima volta, ho visto che il guardiano ha alzato proprio la bandierina. Proteste, sicuramente i difensori del Santa Croce sono fermati, certo, e lei invece quello del Palazzolo giustamente l'arbitro ha detto di continuare. Il calcio è anche questo, come hai detto bene sì, tu. Sì. Abbiamo qualche immagine comunque di sottofondo del Palazzolo, perché voglio parlare un po' di questa squadra. Con l'arrivo di Sebi Catania, insomma, probabilmente sono cambiati certi equilibri interni.
credo anche nello spogliatoio, e questa squadra oggi comunque torna dalla trasferta di Santa Croce con 3 punti che sono diventati pesantissimi in classifica, perché in questa maniera adesso si portano soltanto a 2 punti dal Biancavilla. Che ne pensi, Emanuele? Sì, il Palazzolo con questa vittoria ha dato un atto di forza al campionato, ma non c'erano dubbi perché la squadra, come è strutturata, penso che È la squadra da battere, secondo te? sì, secondo me la lunga sì, è la squadra da battere, ma lo dico dall'inizio di stagione perché conosco uno per uno i giocatori e so che cosa significa avere un giocatore di questi in eccellenza, uno per uno. Certo, è vero. Andrea, ma a questo punto questo Palazzolo che ha chiaramente dei giocatori di grande qualità, dovrà guardarsi più dalla Marina di Ragusa oppure dal Biancavilla? Perché il Biancavilla attualmente è in testa, ma il Marina di Ragusa oggi tra l'altro ha pareggiato in un campo difficile come quello di Termini Vigliatore, pertanto ha continuato a dire io sono presente e quindi potrebbe anche, insomma, creare ulteriormente un po' di confusione nella zona alta della classifica. Sì, però secondo me deve continuare questo cammino per come da questa partita, se non sbaglio, è la prima del mister Sì, di Sebbi Catania. Sebbi Catania. Deve continuare a fare questo percorso e giocare queste gare. Come dice il direttore, con questo organico, con questi ragazzi, con un reparto difensivo che ora ho visto nelle immagini, c'è una squadra attrezzata per dire la sua, per cui penso che deve fare il suo cammino senza guardare dietro né avanti, deve continuare per come ha fatto oggi il mister. Benissimo, e sentiamolo a questo punto il mister Sebbi Catania, però prima sentiamo anche di Gaetano Lucenti, molto amareggiato per questa sconfitta, anche in un certo senso particolarmente strana, forse ci poteva anche stare, ma come è arrivata giustamente rimane tanta amarezza, quindi sentiamo l'intervista sia di Lucenti che di Sebbi Catania dopo questo incontro tra Santa Croce e Palazzolo. Mi ritengo un signore, lo sono sempre stato e lo sarò sempre. Faccio i complimenti al Palazzolo perché ha creduto nella vittoria, ci ha dato filo da torcere. Noi dal canto nostro siamo stati superlativi perché abbiamo iniziato a giocare in inferiorità numerica dal primo minuto della gara fino all'ultimo minuto della gara e i miei ragazzi non posso rimproverare nulla e non commento nient'altro. Parlo solo della gara, dicendo solo ed esclusivamente che la mia squadra oggi ha tenuto testa a una big del campionato, giocandosela alla pari, pallone su pallone, creando e non riuscendo a portare in porto un risultato, perché nel calcio a volte esistono dei fattori che non ti danno la possibilità di arrivare al risultato. Oggi è successo a noi, di sicuro noi rappresentiamo una società sana, rappresentiamo una società di gente per bene e penso che oggi, permettimi di dire solo questo, ha perso il calcio e questo ci può stare. Noi continueremo per la nostra strada, cercheremo di arrivare il prima possibile al nostro obiettivo che è la salvezza, lottando anche contro queste situazioni che si verranno a creare sicuramente anche in altre gare e noi dobbiamo arrivare al nostro risultato finale che è la salvezza e ce la metteremo tutte. Devo fare i complimenti ai ragazzi perché hanno fatto una gara importante, hanno combattuto come gli avevo chiesto dal primo al 90°. Avevamo preparato la partita così perché io so che qui è un campo difficile, non a caso avevano perso una volta sola in casa col Biancavilla. Per cui sapevamo le difficoltà che dovevamo incontrare e le abbiamo incontrate, però sono convinto che i ragazzi hanno disputato un'ottima gara su tutti i piani, sono stati bravi tatticamente, hanno sfruttato le occasioni che abbiamo creato, forse potevamo sfruttarne qualcuna in più, ma va bene così. Come hai trovato la squadra? Ma guardi, io ho trovato un gruppo di ragazzi disponibili e professionisti, per cui quando tu trovi un gruppo del genere il lavoro del tecnico è magari più agevolato. Sappiamo che dobbiamo lavorare tanto, sappiamo che abbiamo avuto queste 2 settimane e i ragazzi l'hanno fatto in maniera importante, per cui sappiamo pure che dobbiamo continuare a lavorare perché era importante partire bene, ci siamo riusciti, siamo contenti, però dobbiamo proseguire in quello che è il nostro cammino e il nostro lavoro soprattutto.
Palazzolo che ritorna dunque a primeggiare almeno in questa partita nei confronti di un Santa Croce, ritorna a primeggiare sempre di più nella zona altissima di questa classifica del girone B del campionato di eccellenza. Adesso chiaramente dovrà fare i conti anche con qualche altro importante scontro diretto, ovvero il Biancavilla, il Marina di Ragusa. Insomma, siamo soltanto all'inizio del girone di ritorno, ma già ci stiamo rendendo conto che comunque questo girone B è un girone, secondo me, dove rispetto al girone A ci sono più squadre che tentano disperatamente l'aggancio tra playoff o addirittura a vincerlo questo campionato. Sì, che ne pensi, Emanuele? Secondo me è uno dei campionati più belli degli ultimi anni, perché sono 5-6 squadre, anche come squadre importanti, che stanno lottando per vincere il campionato. Secondo te ci sarà qualcuno che secondo me rinuncerà a vincerlo e tenterà soltanto l'aggancio dei playoff? No, secondo me no, secondo me le 4-5 squadre si giocheranno fino all'ultimo, e non ci scordiamo il Marina di Ragusa che gioca uno delle bel calcio della categoria, con un mister Utro che in gamba veramente fa giocare bene Ne la parlano squadra. tutti bene di E Salvatore. poi secondo me hanno il ragazzo il 2000 più forte che c'è in questa categoria, che è Arena, il fratello Arena. Che Arena, il piccolo. infatti, anche lì insomma sicuramente incide, no? Perché poi la scelta degli under dà l'equilibrio ulteriore negli 11 iniziali. Quando hai un under in quel modo Fai la differenza. Sì, è come. Poi so che è del Calcio Catania, che è in prestito, è un ragazzo veramente interessante. Interessante. Ma parliamo a questo punto del Giarre. Parliamo del Giarre e dobbiamo capire bene a questo punto, con il cambio anche della guida tecnica, il passaggio da Coppa a Pidatella, quanto è cambiato il Giarre, quanto cambierà ancora il Giarre, secondo te, che lo vivi quotidianamente? Il Giarre è cambiato a livello di mentalità, i ragazzi sono sempre quelli che erano dall'inizio di stagione. Abbiamo preso solo 2 o 3 acquisti, tra cui Giannaula, che abbiamo puntato molto su di lui, un ragazzo di 98, giovanissimo, oggi ha fatto la tripletta e già 9 gol in eccellenza, il primo anno che fa l'eccellenza, e questo farà strada perché è uno che ha tanta fame. E poi abbiamo preso al Balsamo, Roberto Balsamo, che questa categoria la conosce benissimo. Lo conosco bene anch'io, è il capitano della mia Berretti, quindi è tutto dire. Allora, ex capitano della poi a mia livello ex di Berretti. mentalità i giocatori sono uguali, giustamente sono più motivati, con una situazione un pochettino era critica prima, però ora ci stiamo risollevando piano piano. E il pubblico ha capito che questo cambio può servire alla squadra? Il pubblico so che vi segue insomma con tanta passione. Sì, un poco si era allontanato, invece oggi sono ritornati di nuovo anche i tifosi, infatti anche in diretta le ringrazio, che sono stati vicini alla squadra. Anche per loro è stato un momento brutto, perché i risultati giustamente non erano nella nostra parte, però abbiamo cercato col presidente Giunio Ninelli di sistemare un po' la situazione, anche per farli tornare anche allo stadio, e ci stiamo riuscendo piano piano. È l'uomo giusto Pidatella per questo Giarre 2018-2019? Sì, se l'ho scelto. Beh, sicuramente, certo. L'ho scelto io personalmente, perché ne conosci anche le qualità, conoscevo, perché è molto determinato. Io sì. Ammiro moltissimo Pidatella, perché è veramente un allenatore grintoso che certe volte negli spogliatoi necessita per l'equilibrio. Sì, io ho avuto la fortuna di averlo sia come compagno di squadra a Grevina e sia come allenatore, e lo conoscevo benissimo. Certo. Infatti non ho avuto dubbi, quando è successa la situazione Coppa, di scegliere Orazio, perché è un gran motivatore, uno che lavora, gli piace. E questa categoria la conosce sì, bene, la conosce l'ha vinta, molto l'ha bene. giocata, l'ha fatta, l'ha strafatta, e lui è un grandissimo motivatore. Ma a questo punto mi sorge spontanea una domanda: dove vuole arrivare questo Giarre? Può tentare un sogno playoff? Perché la classifica insomma non è che sia disarmante, anzi è stimolante. È stimolante, sicuramente col mister non possiamo parlare nello spogliatoio di salvezza, prima che la squadra. Vabbè, non ne puoi parlare neanche in TV volendo, chi conosce la squadra, chi conosce questa categoria, la squadra che abbiamo noi con Trovatus, Arena, Colonna, non penso che parliamo di salvezza. Noi guardiamo partita dopo partita, abbiamo vinto già 2 partite sia con l'Atletico e sia oggi con Real Aci, partita dopo partita, poi più avanti ci faremo 2 conti.
Certamente. Oggi è stata una partita molto facile contro un Real Aci, forse non certamente al top, anche se credo ci sia tanta volontà dalla parte della squadra di Romeo, ma forse la vostra motivazione era ancora superiore rispetto ad una situazione invece un po' più disastrosa dal punto di vista mentale, perché insomma in questo momento l'ultimo posto in classifica pesa in una squadra che deve cercare disperatamente di recuperare punti. Sì, oggi per loro era quasi una delle ultime spiagge per agganciare almeno per fare i play-out. Noi invece eravamo troppo determinati, avevamo troppo fame di vincere questa partita e dopo 3 minuti ci eravamo in vantaggio, dopo 25 minuti abbiamo sbagliato anche il calcio di rigore. Proprio perché si è capito che la squadra oggi era entrata solo per vincere la partita, dopo si sente nell'aria, si respirava proprio quest'aria che e si è visto in campo che per 3 minuti abbiamo sbloccato subito il risultato. Allora, questo è di buon auspicio per il proseguo, nel senso che oggi si inizia il girone di ritorno e di buon auspicio per tutte le altre rimanenti partite. Sei ottimista? Vedo nei tuoi occhi comunque una determinazione e un ottimismo che aiuta a pensare ad un progetto forse che quasi inaspettatamente può abbracciare, non so perché, i playoff. Io ho questa sensazione. Ma io sorrido perché vedo lavorare il mister e conosco la squadra, conosco il mister Orazio Pitatella che ogni giorno, ogni allenamento, ogni minuto di allenamento motiva i ragazzi, mi fido di lui e mi fido dei ragazzi. Perfetto. Sono convinto che faremo un grande girone di ritorno. E noi ce l'auguriamo perché sappiamo tutti, insomma, il blasone del Giarre in una categoria importante, sappiamo benissimo che è una piazza che non ha mai dimenticato i fasti di purtroppo oltre 30 anni fa, si rischia un po' di essere troppo ben pensanti, no? Si pensa soltanto a un passato, invece poi dopo il presente è fatto anche di tanti sacrifici, di tante amarezze, se poi arrivano delle gioie ben vengano, però sì, mettiamo un punto, non infatti, pensiamo più a quello che fu il Giarre. Ma è vero perché purtroppo a volte in questa squadra, in questa città pesa sempre il blasone di 30 anni fa che hanno fatto la Serie C. Su questa linea pesa anche la Ciriale. Sto dicendo questa cosa, io gli ultimi 3 anni ho fatto 2 anni il dirigente da Ciriale e Giarre, ma negli ultimi 3 anni so cosa significa stare in queste piazze, in queste categorie, e anche Ciriale ancora, anche bisogna più avanti di categoria, bisogna voltare pagina. Si deve pensare al futuro, non si può pensare più al passato. Perfetto. Solo col futuro possono cercare di andare avanti e di sperare in altre categorie. Sono assolutamente d'accordo con Emanuele Merola, direttore sportivo del Giarre Calcio, che ringraziamo, lo congediamo e chiaramente in bocca al lupo per la prossima partita, che non è una partitella in famiglia, sarà una partita molto molto importante. Ma è bello giocare queste partite e vederle queste partite. Perfetto, grazie ad Emanuele Merola. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pubblicità, rimarrà con noi chiaramente Andrea Ragonesi, con lui insomma avremo modo di parlare del campionato di promozione e anche chiaramente dei 4 gironi del campionato di prima categoria. Rimanete con Penalty, a tra poco. Amici di Penalty, ben ritrovati ancora una volta. Iniziamo con la seconda parte della nostra trasmissione. Parleremo adesso del campionato di promozione e anche chiaramente della prima categoria. Vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook Tortorici Ettore, ma siamo soprattutto in diretta su Gold 78, canale 78 del digitale terrestre.
trasmissione che potrete anche rivedere lunedì sera alle 23:30 in replica, così come anche in replica martedì alle 20:30 sul canale 114 degli amici di Persona TV per quanto riguarda tutta la costa ionica. Campionato di promozione, subito i risultati della giornata, parliamo del girone A, eccolo qua il nostro tabellino. Olimpica Akragas batte Casteltermini 2-1, Don Carlo Missilmeri batte Don Bosco Partinico 9-0, rinviate le partite Albatros Lercara Camarat e Balestrate Libertas 2010, pareggia il Gattopardo 0-0 con l'Oratorio Sancino e San Giorgio, rinviata Monreale Vallelunga ed infine Folgore batte Villabate 2-0, Salemi batte Vis Borgonovo 3-0. Con questa vittoria chiaramente il Salemi vola da solo in testa, dato che l'Oratorio Sancino e San Giorgio ha pareggiato seppur fuori casa. Classifica che vede in testa appunto la squadra trapanese del Salemi con 38 punti, 36 per l'Oratorio Sancino e San Giorgio, 35 per Don Carlo Missilmeri, 29 per Casteltermini, Olimpica Akragas e Monreale, 25 punti per la Folgore, 23 Albatros Lercara, 21 Vallelunga, 18 Balestrate e Don Bosco Partinico, 14 per Gattopardo e Villabate, 13 punti per la Libertas 2010, 12 per il Camarat ed infine chiude la classifica il Vis Borgonuovo con 3 punti. È chiaramente una classifica assolutamente provvisoria perché in settimana, soprattutto mercoledì, si recupereranno tutti gli altri incontri. Parliamo poco di questo girone perché probabilmente è troppo lontano dalla realtà catanese, ma sottolineo che comunque la squadra del Salemi insieme all'Oratorio Sancino e San Giacomo sicuramente in questo momento hanno dimostrato di essere le due squadre che possono tentare di vincere il girone, ma io non sottovaluterei anche il Missilmeri che con questa vittoria sonante 9-0 con il Don Bosco Partinico entra prepotentemente anche nel novero del duo, in quanto a questo punto i punti di distacco nei confronti del Salemi sono soltanto di 3 punti. Proseguiamo, adesso parliamo del girone B, sempre del campionato di promozione. Abbiamo il tabellino di questa prima giornata di ritorno. Acquedolcese batte Rocca di Capreleone 3-1, Sant'Anna batte Altofonte 3-1, Cefaledium batte l'Iniziativa 1-0, Torrenovese batte Città di Casteldaccia 2-0, rinviata Sinacra Lascari, Bagheria batte Milazzo 1-0, Acquedolci batte Gioiosa 3-0, rinviata anche la partita tra Gangi e Sant'Angiolese. Classifica, in questo caso la classifica sicuramente è molto particolare perché abbiamo un duo che ormai ha quasi lasciato alle spalle tutto il gruppo rimanente, 38 punti per Acquedolci e Cefaledium, 29 punti per Bagheria, 28 punti per il Milazzo, 27 per la Torrenovese, 26 per il Sant'Anna, 23 per la Sant'Angiolese, 22 punti per il Ganci, 21 per l'Acquedolcese, 20 punti Rocca di Caprileone e Sinagra, con 15 punti il Città di Casteldaccia e l'Iniziativa, 12 per il Lascari ed infine chiudono la classifica Gioiosa e Altofonte. In classifica sottolineiamo appunto questo momento d'oro per la Cefaledium e per l'Acquedolci e vedremo cosa succederà. Non è escluso che il risultato finale può dipendere sicuramente dallo scontro diretto, ma che non avverrà sicuramente nei prossimi giorni. E adesso parliamo del girone C, un girone C dove sicuramente molte squadre catanesi stanno giocando uno straordinario campionato. Avremo modo anche di parlarne adesso tra poco anche con il mister Ragonesi. Abbiamo i risultati: Villafranca batte Academy San Filippo 2-0, Sporting Taormina batte Carlentini 3-1, vittoria del Città di Mascolucia con lo Sporting Via Grande 1-0, Torregrotta batte Città di Mister Bianco 1-0, FC Motta batte Gescal 4-3, Ciclope Bronte e Giardini Naxos rinviata per neve ed infine Aci Sant'Antonio batte Sporting Pedara 2-1. Ha riposato in classifica, ha riposato in questa giornata l'Aci Catena. La classifica, ecco, poi partiremo proprio da questa classifica, una classifica che vede in questo momento in testa lo Sporting Pedara con 32 punti, 31 per il Città di Mascalucia, 30 per Aci Catena e Aci Sant'Antonio, 28 per lo Sporting Taormina, 22 il Carlentini, 21 Ciclope Bronte e Giardini Naxos, 18 per il Villafranca, 16 Sporting Via Grande con il Città di Mister Bianco, 14 per l'FC Motta, 13 per il Gescal, 10 per l'Aci San Filippo ed infine con 8 punti il Torregrotta. Allora,
partiamo da un punto fondamentale, uno Sporting Pedara che sicuramente in questo momento sembrerebbe la squadra da battere. Che ne pensi, Andrea? Sì, la classifica va alla chiara, sono in testa. Anzi, facciamo una cosa cortesemente dalla regia, se possono rimandarmi la classifica di questo girone C del campionato di promozione, perché ne voglio proprio parlare con Andrea. Dicevi, Andrea, quindi? La classifica palla chiara, sono in testa e hanno un organico che conosco tanti giocatori di spessore per la categoria, che sicuramente faranno bene insieme a tutto lo staff, che ho avuto modo di conoscere qualcuno, perché negli anni passati abbiamo fatto qualche amichevole. Insomma, la realtà... Ma la realtà è anche adesso Città di Mascolucia, che è entrato sì, prepotentemente nel novero delle squadre che possono dire la loro. La loro, è il bello del Mascalucia, che quasi nessuno si poteva aspettare di... Conosco qualcuno della squadra, non si potevano aspettare un piazzamento in classifica dove sono, e questo è frutto del grande lavoro che fa la società, il mister e tutti i ragazzi. Io sottolineerei anche il grande lavoro di Angelo Costa, no? Il direttore sportivo, Sì, che sì, ha messo su un gruppo interessantissimo. sì, che io conosco, molto preparato, un ragazzo veramente per bene, che sa fare calcio alla alla grande. grande. Anch'io ho avuto la fortuna di conoscere molto bene Angelo, l'ho avuto come da calciatore. Io dicevo sempre ad Angelo: Angelo, il tuo grande futuro è quello di diventare un grande direttore sportivo. Io sono pienamente convinto che ha delle grandissime qualità. Sì, sì, anche umane, perché io conosco moltissimo suo fratello Antonio, Altro il mister. E sono veramente una famiglia di ragazzi splendidi. È vero, è vero, è vero. Certamente il momento positivo del Città di Mascalucia nasce anche da un momento negativo della Cicatena, che perde posizioni, e forse un risveglio anche da parte della C Sant'Antonio. Io la Cicatena l'ho visto giocare, credimi, ho visto contro il Mister Bianco, ho visto una prestazione bellissima, giocano un calcio che per quella partita che ho visto io veramente sono ritornato a casa dicendo: che bel gioco che fa questo Cicatena. Forse è soltanto un momento? C'è stato qualche rivoluzionamento nel quadro organizzativo societario, quindi e queste sono un momento cose di assestamento. sono cose che devono, diciamo, che fanno sì che la squadra può, tra virgolette, perdere qualche momento di concentrazione. Ma ripeto, ho visto giocare questa Cicatena contro il Mister Bianco, dentro casa del Mister Bianco. Era una squadra che proprio dava spettacolo per quella partita. Concordo, perché effettivamente le squadre allenate da Iemma sono sempre squadre che tecnicamente dicono la loro, sono sempre ben messe in campo e fanno un discorso tecnico di grande qualità. È stata una partita invece molto interessante quella fra l'FC Motta e la Gescal, vittoria importante per la squadra guidata da Giuffrida, un 4-3 che rilancia in chiave salvezza la squadra di Motta Sant'Anastasia. Guardiamo la partita e il servizio è di Giuseppe Signorino. Inizia il 2019 con uno scontro diretto per il Motta, che dopo 5 KO di fila non può più sbagliare. C'è la Gescal nel gelido primo turno di ritorno, punti pesanti dentro la calza della Befana. Motta, intraprendente in avvio, e il lavoro inizia a dare i frutti sperati. Rimessa di Gabriele Giulio, Ardizzone lavora un gran pallone quasi dal fondo, mette in mezzo, irrompe Antonio Messina che si riscopre. Bomber di razza, lui centrocampista, con grande decisione la va a depositare dentro. 1-0, risultato sbloccato e gara che promette buoni auspici, ma siamo solo all'inizio. Gol comunque importante dopo appena 2 giri di lancette, che dà morale agli etnei e consente loro di proporsi con grande personalità. Qui è Coniglio che va al cross alto da destra, allontana di poco la difesa Gescal, Lavenia raccoglie vicino alla bandierina sul fronte opposto, sponda per Giulio in 2 tempi. Il traversone, spizzata di Montalto, Coniglio rimane lì a seguire l'azione, grandestro e raddoppio del Motta al minuto 17, micidiale 1-2 in appena un quarto d'ora, e Gescal che va al tappeto. E si riparte facendo molta attenzione alla Gescal. È trascorso appena un minuto al rientro in campo, lancio dalla mediana all'indirizzo di Minissale, spampinato pasticcia nel tentativo di liberare. Minissale non se lo fa dire 2 volte, col corridoio libero va a segnare il gol che consente alla Gescal di accorciare le distanze.
Punizione di Minissale, torre di Nizzari, libero solo Soletto di colpire Mangano che va a perfezionare la rimonta ed è 2-2 al minuto 26 e serve a questo punto un Motta monumentale che dimostri di saper tornare in partita e lo fa con uno dei suoi pilastri, Marco Coniglio. Il difensore ci mette tutta la sua esperienza nel dribbling che costringe un avversario al fallo ed è calcio di rigore, rigore ineccepibile per i padroni di casa. Momento fondamentale al minuto 31, Capitan Cosimo Montalto ha l'occasione dal dischetto per sfatare il tabù di reti personali, è infatti ancora a secco in questa stagione ed ecco che a spiazzare l'estremo Patti per il nuovo vantaggio è proprio Montalto. 3-2, Motta di nuovo col comando delle operazioni in campo, qui bella iniziativa di Lavenia che alza un po' troppo la mira. E poi lo stesso Lavenia, 10 dal termine, ruba un pallone sulla tre quarti, serve su un piatto d'argento la sfera a Montalto che ritrova il feeling col gol, zampata sotto porta e doppietta personale per il 4-2 che a questo punto sa di sicurezza, almeno in teoria. Nizzari spolvera la fantasia a destra per la Gescal, dribbling veloce che costringe al fallo il neoentrato Andrea Giulio, altro rigore. Stavolta appunto per i verdi peloritani, intervento da penalty che potrebbe riaprire ancora una volta i giochi in questa partita interminabile. Dal dischetto trovato segna con precisione ed è 4-3 a 6 dal termine ed il 4-3 lascia tutti col fiato sospeso fino al triplice fischio che segna una vittoria liberazione. Dal 4-3 di Torregrotta di quasi 2 mesi fa al 4-3 con la Gescal del 5 gennaio, passando per il successo a tavolino con l'Aci Sant'Antonio, si tratta della quarta affermazione stagionale per il Motta che con 14 punti inizia nel migliore dei modi l'anno e adesso guarda con rinnovata fiducia al cammino ancora lungo di questo campionato di promozione in ottica permanenza. Intanto c'è l'Academy in trasferta domenica, poi il Mister Bianco in casa fra 15 giorni per altre 2 sfide salvezza cruciali. Che vittoria importante per il Motta, un 4-3 sonante contro una diretta inseguitrice, pertanto questa vittoria sicuramente in prospettiva salvezza è di assoluta importanza e sono d'accordo chiaramente sia il mister che il capitano Cosimo Montalto che proprio qualche settimana fa abbiamo ospitato qui a Penalty. Sentiamo la loro voce dopo la partita. Ma il ritorno non c'è una partita semplice o una partita importante o una partita no. Il ritorno purtroppo è sempre stato così, ogni partita è una guerra perché le squadre anche per un punto si fa la battaglia, quindi noi dobbiamo andare partita per partita sperando che ci togliamo di questi bassifondi perché onestamente i ragazzi hanno tutta la voglia per tirarsi fuori, però tante circostanze non ci hanno portato. Adesso abbiamo cambiato un po' l'organico, siamo molto ridotti come organico, però speriamo di unirci, non avere problemi e tirarci fuori quanto prima possibile, cose che possiamo fare tranquillamente. La vittoria ci serviva, fa morale, però la dimostrazione è che alla fine abbiamo avuto carattere, loro sono riusciti a fare il 2-2, una squadra in qualsiasi momento si potrebbe abbattere, invece noi abbiamo dimostrato da quest'anno, da ora del 2019 abbiamo dimostrato di avere carattere e in uno scontro diretto diciamo gli vale 6 punti. Quindi va bene così per adesso. All'inizio del secondo tempo un blackout, che cosa è successo? Mentale o fisico secondo te? Beh, più che altro mentale, fisico non direi perché nel primo tempo abbiamo speso parecchio e abbiamo fatto 2 gol. Poi il secondo tempo un po' un abbassamento di concentrazione secondo me ha abbassato un po' la tensione e purtroppo in queste categorie non te lo puoi permettere. Al minimo errore ci fanno gol. Perché la categoria è questa, quindi dalla prossima ci servirà per insegnamento perché tutte da ora fino a fine anno sono tutte finali e per noi abbiamo l'obiettivo di salvarci, non possiamo mollare la presa neanche un secondo, quindi per adesso va bene così.
Le prossime settimane saranno decisive non soltanto per il Motta, ma per le squadre che navigano sicuramente nella zona bassa della classifica in questo girone C del campionato di promozione. Voltiamo pagina, perché tra non molto parleremo anche di prima categoria e parleremo anche degli amici del villaggio Sant'Ada, che so che ci stanno seguendo in tanti, no? Sì, Perché sì, voi avete veramente creato un villaggio vero e proprio intorno alla vostra squadra. Sì, abbiamo tante persone che ci seguono dappertutto, anche diciamo fuori l'Italia, perché a parte diciamo, il quartiere di cui noi portiamo il nome, Villaggio Sant'Agata, uniamo un po' tutti i quartieri della periferia sud di Catania, e questo fa in modo che le persone ci sostengono, ci fa piacere questa cosa, complimenti. Allora, girone D del campionato di promozione, così chiudiamo appunto il campionato di promozione. Risultati di questa prima giornata di ritorno: Atletico Cicli batte Barrese 3-1, è stata rinviata Enna con la Don Bosco 2000, vittoria del Frigentini 3-1 con il Megara Augusta, RG batte Floridia 1-0, New Pozzallo batte Ragusa Calcio 2-1, questa è sicuramente la partita che un po' spiazza tutti i pronostici. 2-0 del Caltagirone contro la Sporting Eubea e vittoria della New Modica con lo Sporting Priolo per 1-0. Ha riposato il Real Siracusa Belvedere. Voglio farvi vedere subito la classifica, perché questa sconfitta inaspettata del Ragusa in un certo senso avvantaggia l'Enna, che dovrà recuperare questa partita sicuramente contro il Don Bosco, e potrebbe permettere alla squadra capoluogo di provincia di volare in testa in classifica. Ma attualmente Ragusa e l'Enna sono appaiate con 37 punti, 30 il Real Siracusa Belvedere, che questa settimana ha riposato, 28 il New Pozzallo, 26 per il Caltagirone, 22 per lo Sporting Priolo, 21 per il New Modica, 20 punti per il Megara, 18 per lo Sporting Eubea, RG e Floridia con 17, 16 Atletico Scicli, 10 punti per il Don Bosco 2000, 9 punti per il Frigentini, ed infine chiude la classifica la Barrese con 4 punti. Vi ricordo appunto che l'Enna deve recuperare un'altra partita, la partita sarà recuperata mercoledì 9. Voglio parlare subito di prima categoria. Abbiamo il quadro del girone A, si è giocata alle 17:30 la partita più importante, soprattutto per l'Unitas Sciacca contro la Risuttana. Il risultato è stato importantissimo perché Sciacca ha vinto per 6-2, e guardando la classifica che il nostro regista Andrea Salerno ci fa vedere, notiamo appunto che chiaramente la classifica non è aggiornata. Adesso abbiamo la squadra dell'Unitas Sciacca in testa con 29 punti, il Cinisi con 27 e poi chiaramente tutte le altre. Parliamo adesso di un altro girone del campionato di prima categoria, parliamo del girone D, dove sicuramente avremo molto da chiacchierare, perché il Valdinisi ci sorprende sempre di più. Questi risultati: Città di Calatabiano Atletico Messina 1-1, Monforte San Giorgio batte Juvenilia 1958 1-0, rinviata Orsa Nike Torino Club 1-0 per il Valdinisi contro il Sant'Alessio fuori casa. Non si è giocata Santa Domenica Vittoria Duilia, mentre invece il Saponara ha vinto 1-0 contro il Promende, e stesso discorso di rinvio per Zafferana Randazzo. Passiamo subito alla classifica, perché questo Valdinisi in scala nazionale irrompe come una delle squadre più imbattute tra i dilettanti in Italia. 36 punti, 12 partite, 12 vittorie, 26 per il Città di Calatabiano, 22 Atletico Messina, 18 Zafferana, 15 Sant'Alessio, 14 Promende Juvelinia insieme alla Monforte, 13 per l'Orsa con il Santa Domenica Vittoria, 12 Saponara, 11 Randazzo, 9 Nike Torino Club, 8 punti per il Duilia. E non ci sono più parole, perché questo Valdinisi spiazza tutti, Andrea. Sì, un'altra ennesima vittoria. Fa un campionato a parte, come vedi, non lascia niente a caso. A nessuno. A nessuno. Questo è frutto del grande lavoro che fa il mister e della squadra e della società soprattutto. So che non manca nulla a questa squadra queste di Sicilia. Sono belle realtà che si trovano in prima categoria, con la speranza che proseguono sempre categoria dopo categoria. Come dico sempre io, dall'anno scorso, dalla sconfitta nella finale playoff contro l'Aci San Filippo, che poi è diventata Cicatena, praticamente hanno deciso di giocare alla grande questa stagione, e adesso
stanno dimostrando che sicuramente c'è tanto valore. Se non sbaglio il mister è sempre quello, se non sbaglio. Lo stesso dello scorso anno. Questo sta a dire quando la società è unita, solida in quello che fa, i risultati parlano chiaro, un ottimo lavoro. Così come parlano chiaro anche i percorsi delle altre due squadre che sono a ridosso chiaramente del Val di Nisi. Parliamo della città di Calatabbiano e parliamo anche dell'Atletico Messina. Si sono scontrati proprio questa settimana, questo weekend. La partita è finita 1-1, una gran bella partita. Guardiamo il servizio. Ci troviamo al comunale di Calatabbiano per seguire la sfida valevole per la 12ª giornata del campionato di prima categoria siciliana. Per il girone E si affrontano Città di Calatabbiano e Atletico Messina, la seconda forza di questo campionato, contro la terza, i padroni di casa che devono rifarsi dopo la sconfitta subita nell'ultimo turno per 5-0 contro il Val di Nisi. L'Atletico Messina che invece viene dal pareggio interno per 1-1 sul Saponara. Con le immagini passiamo al fin della sfida che si apre con un'occasione per la formazione biancazzurra. Dopo solo 3 minuti sul cronometro del direttore di gara, Nico C a conquistare e a provare a sfruttare un calcio di punizione con il pallone scodellato sul secondo palo, dove c'è ben appostato Marchese che da 2 passi però non riesce a centrare lo specchio della porta e manda alle stelle. Dopo 20 minuti di noia è ancora l'Atletico Messina a provare a farsi vedere in avanti, qui con Nico Cia che prova a calciare col sinistro, debole però non ha problemi l'estremo difensore di Casa Vecchio a far sua la sfera. Si gioca in condizioni climatiche davvero pessime, tanto freddo e tanta pioggia che non aiutano certo nello spettacolo, e ancora l'Atletico Messina nel frattempo a provarci in avanti. Questa volta è stato Giuliano Calapai a provare a calciare col destro per impensierire l'estremo difensore di casa, che però ancora una volta è risultato attento. Ancora Vecchio che qui deve immolarsi in uscita su De Tommasi per evitare al numero 8 di arrivare su questo pallone e ritrovarsi lo specchio della porta completamente libero. L'Atletico Messina che però è partita decisamente meglio, continua a spingere in avanti, qui ancora dall'out di destra ha un'occasione libero, ancora una volta però devono fare i conti con l'estremo difensore di casa. Poi l'azione prosegue e c'è una clamorosa occasione per Capitan Bonanno che da 2 passi non riesce però a trovare il gol dell'1-0 e spedisce alto nonostante la mole di occasioni conquistate dall'Atletico Messina. La trama del secondo tempo sembra essere la stessa del primo, con la formazione ospite in avanti. Qui ha qualcosa da recriminare all'indirizzo del direttore di gara Atletico Messina per un presunto tocco di braccio da parte di Calatabbiano sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Dal nostro rallenti sembra esserci, ma non è dello stesso avviso il direttore di gara. Nel frattempo, alla prima occasione utile, la formazione di casa trova il gol del vantaggio. La nostra visione viene oscurata da un ombrello, è stato Trefiletti a trovare il gol dell'1-0, quindi Atletico Messina sotto nonostante le tante occasioni collezionate dalla formazione ospite che continuano a spingere in avanti, e ne avranno un'altra altrettanto clamorosa ancora con Raffaele Marchese che da 2 passi si ritrova il pallone, calcia potentissimo, palla che si infrange clamorosamente sulla traversa. Con l'estremo difensore di casa battuto poteva solo guardare, sfortunatissimo l'Atletico Messina che però non si arrende e continua a spingere in avanti. Qui ancora Pagliaro che ci prova, difende il pallone e poi lo calcia col sinistro, tentativo che però si spegne sull'esterno della rete. Al 22esimo minuto del secondo tempo gli sforzi dell'Atletico Messina potrebbero essere ricompensati perché arriva il calcio di rigore per la formazione ospite. Capitan Bonanno viene abbattuto così in area di rigore, non ci sono dubbi per il direttore di gara che concede la massima punizione all'Atletico. Sarà Mirko Pagliaro a incaricarsi della battuta di questo calcio di rigore. La rincorsa del numero 9 che spiazza completamente Vecchio e trova così il gol dell'1-1. Siamo al 24esimo minuto del secondo tempo, l'Atletico Messina ritrova il pareggio, la firma di Mirko Pagliaro che realizza il calcio di rigore. E 1-1 adesso con l'Atletico Messina che meritava, sicuramente non meritava la sconfitta, meritava il pareggio, forse merita qualcosa in più. Dall'altro lato però adesso è la formazione di casa che prova a rendersi pericolose dalle parti di Fiorito, che non ha dovuto intervenire tanto quest'oggi. Primo cambio per la formazione dell'Atletico Messina con Momò che prenderà il posto di De Tommasi. Ancora la formazione ospite che prova a farsi vedere in avanti approfittando anche degli errori in fase di impostazione del Città di Calatabbiano. Ancora Pagliaro che avrebbe l'occasione per trovare il vantaggio, scivola però il numero 9 al momento del tiro che quindi risulta debole. Ancora il numero 9 ad avere però l'occasione poco dopo per trovare il gol del 2-1. Questa volta sciupa tutto il numero 9 che calcia centrale tra le braccia di Vecchio. Entra in campo anche Cucinotta forse per provare a sfruttare questo calcio d'angolo che Capitan Bonanno però cerca di spedire direttamente in porta per trovare l'Eurogol di giornata. Si fa ancora più dura la situazione per l'Atletico Messina perché nel frattempo Raffaele Marchese riceve il secondo cartellino giallo da parte del direttore di gara e quindi dovrà abbandonare anzitempo la sfida. Atletico Messina che quindi dovrà terminare la gara in inferiorità numerica. Nel frattempo entra anche Spameni che prenderà il posto di Pagliaro. Le ultime occasioni
occasioni di questa sfida come preventivabile saranno per i padroni di casa, che provano ad approfittare anche della superiorità numerica. L'ultima occasione della sfida sarà con Riccina, che prova ad avventarsi su questo pallone e a calciarlo, palla che però finisce alle stelle. Non succederà più nulla, soltanto il triplice fischio da parte del direttore di gara, che pone fine all'ostilità. Finisce per 1-1 tra Città di Calatabbiano e Atletico Messina. E allora dalle nostre telecamere anche per questa settimana è tutto, un saluto e alla prossima. Voglio parlare adesso del girone E del campionato di prima categoria. Abbiamo l'allenatore chiaramente del villaggio Sant'Agata. Io ho combinato una gaffa incredibile, Ragonese, non Ragonesi, quindi ti chiedo umilmente scusa Andrea, perdonami tantissimo. Tranquillo. Allora, subito i risultati, dove chiaramente primeggia sicuramente un'altra ennesima vittoria del Palagonia. Il Russo Sebastiano batte Belpasso FC 3-1, Militello Val di Catania batte Calcio Giarre 3-0, Mascolucia batte Francofonte 2-1, Nisiana batte Leo Soccer 1-0, Palagonia batte Acibonaccorsi 1-0, Santa Lucia batte Calcio Belpasso 1-0 ed infine Villaggio Sant'Agata batte Città di Catania 2-0. Una classifica che, come ho anticipato, insomma, vede primeggiare già da parecchie settimane il Palagonia. Guardiamola, in testa il Palagonia appunto con 32 punti, 26 per la Nisiana, 25 Russo Sebastiano, 21 per il Belpasso FC, 20 Villaggio Sant'Agata, 19 Acibonaccorsi, 16 punti per il Santa Lucia, 15 per il Militello Val di Catania, 15 anche per il Mascolucia, 13 Città di Catania, 12 Calcio Belpasso, 8 punti per il Francofonte, 6 punti Leo Soccer ed infine chiude la classifica il Calcio Giarre con 4 punti. Abbiamo alcune immagini di sottofondo della vittoria del Santa Lucia nei confronti del Belpasso Calcio per 1-0. Nel frattempo parlo anche con mister Andrea Ragonese, sottolineo tra l'altro che le immagini sono state realizzate da Alessandro Bellanic. Allora, da dove partiamo? Perché chiaramente in questo momento la realtà è il Palagonia in questo girone. Il Palagonia, che è una squadra attrezzata per stare lì sopra, perché se vai a vedere i giocatori sono tutti giocatori di spessore. Poi con l'acquisto lì davanti con Melo Costanzo, che è un bomber di razza, che fa intramontabile, ma vedi cosa c'è l'età, come per i giocatori come Melo è un senso di motivazione, perché anno dopo anno fanno sempre delle prestazioni dove vanno sempre in doppia cifra e fanno bene dove vanno a giocare. Ma può incidere anche il fatto che il Palagonia voglia ritornare, insomma, a grandi livelli? Io a Palagonia con il villaggio ho trovato un tifo, una caloria veramente che tu difficilmente trovi in prima categoria. Da noi c'è un po' di blasone sì, da parte del Palagonia. Anche un tifo che fa veramente piacere trovare, certo, in questi campi, che danno la giusta motivazione a chi gioca e chi è là come... Sappiamo che ci hai pure perso un po' inaspettatamente 2-1, vincevi 1-0, quindi vincevo hai dato prova, insomma, anche della tua vincevo squadra. 1-0 e subisco 2 gol su 2 calci di punizione dalla lunga distanza, però il calcio è anche questo, loro hanno dei ottimi calciatori, ma la cosa bella di Palagonia è che quando finisce la partita esco con gli applausi dei tifosi. Ah beh, allora questa è la più grande soddisfazione Sì, per un allenatore, sì, per un allenatore sì, quando tutti proprio veramente ritorni a casa sì con la sconfitta, ma con tanto piacere. Con tanto piacere. In classifica sottolineiamo chiaramente la Nisiana con 26 punti e la Russo Sebastiano che vincendo a questo punto si porta a 25, e voi la settimana prossima giocherete proprio contro la Russo Sebastiano. Sì, noi la settimana prossima giocheremo contro la Russo Sebastiano e sicuramente troveremo un clima, diciamo, come si dice, piacevole. Però io per primo queste partite, queste atmosfere come si dice, proprio li amo perché mi danno quello stimolo in più a me e ai miei ragazzi, che sono favolosi in tutto, a dare là e andare a fare la nostra partita. Tra poco parleremo ancora di più del villaggio Sant'Agata, però prima vi voglio fare sentire le interviste post partita realizzate da Alessandro Bellanic proprio sulla vittoria 1-0 del Santa Lucia nei confronti del Belpasso Calcio.
Sì, una bella vittoria perché ci dà 3 punti fondamentali prima di 2 trasferte insidiose che ci aspettano nei prossimi 2 turni. Fra l'altro abbiamo incontrato, secondo il mio modo di vedere, una bellissima squadra, una squadra ben organizzata che va molto al di là dei punti che si ritrova in classifica. Quindi una vittoria sofferta ma ben accetta e ben augurante. Se sono qui significa che credo di poter dare un contributo, unirmi a questi ragazzi che ho trovato abbastanza disponibili, e quindi lavoreremo sicuramente sodo per cercare di avere qualche soddisfazione. La sconfitta è immeritata perché devo dire che la squadra per 75 minuti buoni ha dominato dal punto di vista del gioco. Però il pallone è anche questo, si deve accettare il risultato del campo. L'unica cosa che mi dispiace è che siamo finiti in 9, però il pallone è anche questo e andiamo avanti comunque. Io devo dire che per quello che riguarda noi la classifica è notevolmente bugiarda, però sai, certe volte uno deve accettare anche la classifica e andiamo avanti lavorando, che forse oggi abbiamo capito che la strada da intraprendere è quella che abbiamo fatto per 75 minuti. Era importantissimo partire col piede giusto alla prima partita, già dopo la sosta. Abbiamo incontrato una bellissima squadra che ci hanno messo in difficoltà nel primo tempo, con un pressing alto venivano a pressare fino alla nostra area, poi un pochettino sono calati. Nel secondo tempo noi ci siamo un attimino messi meglio in campo, abbiamo approfittato giocando più sulle fasce, siamo riusciti ad essere pericolosi, abbiamo sfiorato il gol in più di un'occasione e fortunatamente abbiamo trovato il rigore allo scadere, ma comunque un rigore che penso che non ci sia niente da dire. Partita combattuta, molto maschia, loro una bella squadra, attrezzata. È importantissimo la vittoria, soprattutto dopo la sosta, partire bene era importante. Soprattutto classifica e sì, in casa ci voleva. Qualche risultato diciamo non è stato favorevole a noi, anche se magari meritavamo qualcosina in più, però ora stiamo lavorando con il mister Grasso e piano piano i risultati arriveranno. Allora sottolineiamo che chiaramente il Santa Lucia è una squadra in ascesa e sottolineiamo anche l'arrivo del nuovo allenatore che abbiamo anche sentito nell'intervista. Voglio parlare ancora di più del villaggio Sant'Agata perché il qui presente allenatore è ancora giovanissimo, 26 anni, per cui insomma hai deciso di mollare il campo da calciatore ma lo hai insomma fatto tuo da allenatore. Perché questo cambio così quasi da ancora giocatore che può stare in attività? Perché la penultima stagione che io giocavo con l'Andrea Stimpf, di cui ero anche il capitano, storico Andrea Stimpf, giocatore di cui c'era la squadra, io ho fatto diciamo giocatore e allenatore, ho vinto il campionato della categoria, terza categoria, poi sono andato a giocare in un'altra squadra, in un'altra categoria. Sì. La prima giornata mi vado a rompere il legamento crociato e ho tirato una stagione dove ho vinto il campionato di seconda categoria con Mister Costa, con il Tutto Catania, e l'anno dopo io insieme a qualche altro amico, Salvora Pisadda, Nunzio Di Mauro, Sando Russo, abbiamo creato questa nuova squadra, questo nuovo villaggio che in 3 anni è passato dalla terza categoria alla prima categoria. Io il primo anno alleno senza qualifica, il secondo anno mi vado diciamo a fare il corso giusto, è importante, che mi qualifica allenatore di UEFA B, e da lì abbiamo vinto il campionato di terza categoria, poi quello di seconda categoria, e oggi ci ritroviamo. È un campionato totalmente diverso rispetto ai 2 precedenti, sì, no? Sì, questo di prima categoria è un campionato totalmente diverso, ma il bello della mia squadra, sai qual è? Che io ho cambiato quasi niente all'interno della squadra, del gruppo. Il gruppo è quello che è da 3 anni
E la nostra forza è quella alla fine, vedi? Beh, d'altra parte è fondamentale che un gruppo si cementi così forte, perché Sì, poi sì. Si va tutti verso un unico obiettivo. Tutti verso un unico obiettivo, ma ripeto, il mio modo di fare calcio, al di là del livello di categoria, perché ci può stare la categoria, ci possono stare i blasoni, i paesi, Chiaro. però quando tu metti voglia, determinazione, metti tanta fame, alla fine ti esci fuori. Dove vuole arrivare il Villaggio Sant'Agata in questa stagione? Il Villaggio- Tu hai anticipato, la cosa più importante è la salvezza. Sì, perché ricordiamo sempre, noi siamo una matricola che veniamo dalla seconda categoria, non siamo un paese con dei tifosi che ci sostengono, non abbiamo la forza che può avere un paese dietro, però Certo. abbiamo la fame e la giusta mentalità per fare bene. E avete anche un campo storico per chi insomma fa calcio a Catania da oltre 50 anni, il famoso Turati, che è un catino, è piccolino, però certe volte può essere anche un Il campo Turati, difficile poi, molto per gli difficile. avversari. Io in 3 anni di Turati ho perso 2 volte, 3 volte con il Villaggio Sant'Agata. Figurati, chi c'era prima di me, altre squadre, difficilmente si perde al Turati. Certo, è un campo troppo piccolo. Troppo però. piccolo e viene tanta gente a sostenerti. Certo, è certo. una bella... È un fortino, Un dai, fortino, è un fortino per un voi. fortino. Allora, quindi l'obiettivo più importante, almeno per questa stagione, in questo momento, è pensare di stabilizzarsi in prima categoria, quindi anche mentalizzarsi. L'obiettivo mio e quello della società è partita dopo partita fare il massimo di quello che è possibile fare. Questo, l'obiettivo mio e dei miei ragazzi è questo, non ci fissiamo un obiettivo. Attenzione, questo è il vostro obiettivo, ma l'obiettivo della società, del presidente, se lo possiamo sapere, Quello del presidente è lo stesso obiettivo che ho io, che abbiamo i ragazzi. Quello di dare tutto partita dopo partita e di mantenere, diciamo, lo spirito e l'identità del Villaggio Sant'Agata, che chi ci conosce non è facile trovare in queste categorie. Assolutamente. Andrea, invece tu dove vuoi arrivare? Perché insomma vedo che in te c'è tanta voglia di lavorare, di crescere e perché no anche di aspirare a qualche cosa. Ma io tramite corsi di aggiornamento, studi, non mi pongo limiti, perché Bene. per me non c'è una cosa che io non riesco a fare, sia nella vita lavorativa sia nel calcio. E poi se si studia si va sempre avanti. Sempre avanti, io sono un giovane, per cui ho tanta, come dici tu, ho tanta fame e con tanta voglia e determinazione penso di fare sempre il mio, poi dove arrivo... Bene, io sono sicuro che questa qua può essere una grande chance, anche partendo da una piccola società, partendo anche da categorie inferiori, per poi dopo magari, chissà, ritrovarsi al posto giusto nel momento giusto, no? Sicuramente, partire dalla terza categoria, che qualcuno sicuramente può dire No, sì. bisogna anche farla quella. Però bisogna farla e credimi, non è niente semplice. Io insieme ai miei ragazzi, insieme alla mia società, io per primo sono fiero di aver fatto terza, secondo, mi ritrovo in prima categoria. Condivido appieno il parere a questo punto di Andrea. Chiudiamo il campionato di prima categoria presentando il tabellino finale del girone F con i risultati di questa 12ª giornata. Noto batte Chiaramonte 2-0, Città di Canicattini Portopalo 1-1, Città di Comiso batte Mazzarone 1-0, questo è il risultato a sorpresa, 3-0 per il Percicli contro il Pro Ragusa, vittoria del Ferla fuori casa contro la Rinascita Netina, 3-0 della Sanconitana nei confronti del Vizzini e chiude il tabellino il Calcio Avola che vince fuori casa Ispica proprio contro la Virtus Ispica. Classifica che subisce in un certo senso qualche piccolo rivoluzionamento, perché a questo punto il Chiaramonte seppur perdendo rimane sempre in testa, però il Mazzarone non ne ha approfittato perché ha perso pure lui in casa, quindi Chiaramonte in testa con 28, 25 per il Mazzarone, 24 per il Città di Comiso, l'unica squadra che in un certo senso è stata in un certo senso positiva nella domenica, proprio perché ha guadagnato 3 punti contro una diretta inseguitrice che è appunto lo stesso Mazzarone. 21 per il Loto, 17 per la Virtus Ispica, 16 punti Città di Canicattini Ferla, 15 punti per Scicli, 14 per Portopalo e Sanconitana, 13 Pro Ragusa, 9 punti per Calcio Avola e Rinascita Retina, chiude la 5 punti.
avete potuto ben vedere, insomma, questa domenica è stata una domenica del grande ritorno in campo. In quasi tutti i campi si è giocato, tranne in alcuni campi, soprattutto nel Palermitano, dove le atmosfere natalizie non sono andate via, anzi sono state peggiorate perché è arrivata la neve e quindi non si è giocato. Si giocheranno molte partite di recupero proprio mercoledì. Possiamo chiudere la puntata. Voglio salutare Andrea Ragonese e augurargli un in bocca al lupo per la stagione, sia per quanto riguarda il lato personale, ma anche e soprattutto per la vostra società, il Villaggio Sant'Agata. Ti ringrazio per l'invito e grazie di tutto. Seguiteci, perché so che insomma noi siamo ormai da parecchi anni un punto di riferimento del calcio dilettantistico. Ci piace raccontarlo in maniera schietta, pulita, quasi acchiacchierando. Ed è una bella cosa dare voce a realtà come quella nostra, è veramente un piacere. Sono contento. Allora un abbraccio a tutti i tifosi del Villaggio Sant'Agata, così come un abbraccio a tutti i tifosi del calcio dilettantistico, che rivedremo naturalmente la prossima settimana a partire dalle 18:30 sempre sul canale 78 di Gold 78. Vi ricordo che questa puntata la potete seguire in diretta chiaramente sulla pagina Facebook Tortoriscietto, la potete anche seguire volendo successivamente in versione on demand. Saluto e ringrazio anche gli amici di Persona TV, canale 114 del digitale terrestre, che irradiano il nostro programma ogni martedì sera a partire dalle 20:30. Un ringraziamento particolare ancora una volta questa settimana all'editore di Prima TV Mirko Leonardi e anche al sguardo tecnico sempre molto attento di Andrea Crimi. Non posso non ringraziare naturalmente il nostro regista Andrea Salerno, con la collaborazione tecnica di Roberto Di Marco e di Carmelo Sant'Angelo e la supervisione di Giuseppe Giuffrida. Vi auguro come al solito il buon proseguo e vi lascio in buone mani, perché adesso arrivano i campioni di penalty e questa settimana, attenzione, 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 perché c'è uno dei giocatori preferiti dal sottoscritto. Raccontiamo le gesta di Ruud Gullit. Grazie a tutti e appuntamento con penalty naturalmente la prossima settimana 18:30 su Gold 78, canale 78. But the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. I gave it to someone special. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I
Facciamo il coro del